Oggi assemblea del distretto turistico Valle dei Templi, DMO, si è votato all'unanimità il rinnovo delle cariche e con punto della situazione una sintesi ma anche una prospettiva per l'attività 23-24. Sì, grazie. Oggi tra gli altri punti all'ordine del giorno il rinnovo delle cariche sociali del Consiglio direttivo con le componenti di parte pubblica e di parte privata. Certamente la conferma di questo direttivo che opera già da diversi anni, anche in un momento di difficoltà come è stato anche la gestione della pandemia, insomma oggi ci si ritrova compattamente a convergere su una conferma che è il riconoscimento di un duro e grande lavoro che si è compiuto in questi anni. Questo lo si deve certamente all'impulso che è stato dato con il rinnovato riconoscimento della nuova forma del distretto turistico, perché ereditiamo il distretto con questa nuova forma che è la DMO, con la guida del nostro amministratore di Fabrizio Lagaipa, questo nuovo impulso che ha dato, e devo essere anche riconoscente di questo, un grande risultato che sono poi, voglio dire, oggi anche l'Assemblea ne ha ribadito e tracciato i contenuti. Grandi progetti, grandi idee, tra le quali il brand che ci siamo portati avanti con la Costa del Mito, i progetti sul turismo delle radici che ha avuto grande, come dire, risonanza anche a livello nazionale, anche al Ministero è stato accreditato favorevolmente come una nuova e forte proposta, e questo in qualche modo nuovo progetto che è stato approvato in ultimo, i Sicani e la Costa del Mito, che raccorda questa grande idea e ambiziosa anche idea che abbiamo messo su della Costa del Mito con i paesi dell'entroterra. Io ne rappresento in qualche modo come piccolo comune l'interfaccia di questo lavoro e siamo convinti che bisogna insistere anche sfruttando questo momento favorevole di Agrigento capitale della cultura, che ci proietterà certamente anche con un impegno al quale non dobbiamo sottrarci in avanti per rilanciare questo nostro territorio. Allora, io sono particolarmente orgoglioso di questa fiducia che è stata rinnovata a me ma a tutto il Consiglio direttivo. Abbiamo lavorato in estrema sinergia. La cosa bella è che qui nella DMO si è realizzata quella tanto auspicata sinergia fra pubblico e privato, quella rete che altrove non esiste. Infatti il nostro territorio è capofila a livello siciliano e fra i migliori in Italia per quanto riguarda l'organizzazione e il management territoriale, e questo è stato possibile perché c'è una vera collaborazione. Detto questo, grande fiducia nel futuro, siamo contenti, abbiamo una progettualità enorme e questa votazione ci consente di continuare a portarla avanti. La prossima scadenza, quella più importante, è questa di Capitale della Cultura 2025, ma dobbiamo fare delle tappe di avvicinamento molto importanti, soprattutto da un punto di vista promozionale. Approfitto per raccontare un episodio, una curiosità che forse può essere interessante. Siamo stati a Londra per parlare di Agrigento capitale della cultura, i tuoi colleghi giornalisti pensavano che avesse prevalso Asti e siamo stati costretti in conferenza stampa a cercare su Google che avevamo vinto noi, perché quella che per noi è una notizia a livello italiano assolutamente assodata e certa invece va assolutamente veicolata all'estero e in maniera efficace, perché dobbiamo veramente attrarre tutto il potenziale turistico possibile.